Il suggestivo scenario dei Tacchi d'Ogliastra fa da cornice alla riunione pugilistica allestita dalla AP Tortoli in collaborazione con la Proloco di Ulassai e la Polisportiva Ulassai. Siamo proprio nel centro dell'Ogliastra per raccontarvi questa manifestazione a carattere interregionale, una manifestazione che vedrà sul ring dei pugili provenienti non solo dalla Sardegna ma anche dalla Lombardia, dalla Sicilia e dalla Emilia Romagna. Stiamo scoprendo proprio in questi momenti i pugili che daranno vita a questa serata, un totale di 8 match quelli previsti questa sera dall'organizzazione della Accademia Pugilistica Tortoli. Inizieremo con il match tra Massimo Bulla e Othman Badawi, quindi Fabio Pinna contro Massimo Barrago, Ian Arzu contro il pugile lombardo di chiare origini sarde Mulas, quindi Stefano Lai contro Cristian Sollima, Marco Serrau contro Domenico Reina, Lorena Selenu contro Giulia De Planu nel unico incontro femminile di questa serata, quindi Fabio Crobedu contro Alessandro Rossetti, anche questo un match a carattere interregionale. Chiuderà il quadro Patrick Cappai, che se la vedrà contro Amin Bilal, anche lui pugile proveniente dalla Salus et Virtus di Piacenza. Vedete tutti tutti e 16, chiedo scusa, i pugili schierati ai bordi del ring. Siamo certi che sarà una bellissima serata pugilistica, anche questa ve la raccontiamo grazie alla collaborazione non solo con gli sponsor della AP di Tortoli, che potete vedere in sovraimpressione, ma anche grazie alla nostra consolidata collaborazione con Steve Sport, punto vendita autorizzato Leone in via Mercalli 2 a Cagliari. Questi sono allora i 16 guerrieri che sono pronti a dare spettacolo sul ring di Ulassai. E allora siamo pronti con il primo match di questa serata. All'angolo rosso Massimo Bulla per il box team Cappai, all'angolo blu Othman Badawi per la Toma Box di San Sperate, categoria junior 63 kg, match previsto sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Massimo Bulla, che è da poco protagonista sulla scena del pugilato, arriva da un passato nella box thailandese, nella Muay Thai proprio in Thailandia, è lì che ha avuto modo di sviluppare anche interessanti doti tecniche. Stiamo seguendo passo passo i suoi primi incontri nel mondo del pugilato. Quest'oggi per lui un avversario sicuramente interessante, come detto Othman Badawi per la Toma Box di San Sperate. Tutto pronto per l'inizio della prima ripresa delle 3 in programma, il primo match che vi raccontiamo questa sera sul ring di Ulassai nella riunione organizzata dalla AP Tortoli. È iniziata la prima ripresa, direi altezza e struttura fisica abbastanza simile per questi due pugili, guantoni rossi ovviamente per Bulla, guantoni blu per Badawi. Lunghissima fase di studio, ancora nessuno dei due ha preso l'iniziativa, prova a portare il jab di sbarramento Bulla, ma ancora ci si muove tanto sulle gambe, si cerca di studiare un po' quali possono essere le mosse dell'avversario. È stato ancora Bulla a provare il primo accenno di azione, è arrivata anche una replica da parte di Badawi, incontro tutto sommato privo di spunti fino a questo momento. Il primo round assolutamente di studio, forse anche un po' troppo passivi ora i due pugili, vediamo solo ora qualche scambio. Ovviamente l'azione di Bulla è comandata all'angolo dal suo maestro Fabrizio Cappai, già protagonista anche sulla scena professionistica. C'è anche Manuel Cappai, 2 volte olimpionico, non ha bisogno di presentazioni, e come vi abbiamo detto alla fine di questa serata
rivedremo il box team Cappai con Patrick Cappai. Bulla che ha già destato delle ottime sensazioni nei primi 2 match che li abbiamo visto combattere, una vittoria un pari se la memoria non mi inganna in questo momento. Intanto ha provato a portare un sinistro. Terminata la prima ripresa di sostanziale studio, direi equilibrio, con Bulla che ha provato nella parte conclusiva del primo round a prendere l'iniziativa in maniera un po' più frequente. Andiamo ora all'angolo proprio il maestro Fabrizio Cappai, Manuel Cappai, che si occupano di registrare l'atteggiamento sul ring del loro allievo Massimo Bulla. Dall'altra parte c'è grande compostezza all'angolo di Othman Badawi della Toma Box di San Sperate. Fuori i secondi. E allora, richiamati fuori i secondi, siamo già pronti per l'inizio della seconda ripresa. Ci aspettiamo ovviamente una accelerazione da una parte e dall'altra dopo tanto studio che ha contrassegnato il primo round, e subito si sono incrociati i diretti di Badawi e di Bulla. Sentite proprio a ridosso della nostra postazione le indicazioni di Fabrizio Cappai. Ora è stato Badawi a cercare di agire con il jab, senza però trovare il bersaglio, senza nemmeno riuscire un po' a smuovere le acque in questo incontro che continua a essere molto molto bloccato, a dispetto di quanto ci immaginavamo un po'. Ma vedete, ancora match forse dominato dalla paura di sbagliare fino a questo momento, davvero pochissimi colpi degni di nota, vari colpi a vuoto, poche iniziative in generale. Atteggiamento che era senz'altro comprensibile nel primo round. In questa seconda ripresa c'è bisogno che i due atleti diano qualcosina in più per iniziare a convincere i giudici. Direi che tutto sommato è Bulla a occupare con maggiore insistenza il centro del quadrato, ma pochi colpi a destinazione. Ha provato ora Badawi a rompere un po' gli indugi entrando con il sinistro. Terminata anche questa seconda ripresa, pure questa sostanzialmente di studio, o meglio non di studio, comunque caratterizzata da un equilibrio, da grande prudenza, ecco, per meglio dire, da parte di entrambi i pugili. Forse un po' troppa prudenza, come abbiamo già avuto modo di sottolineare. Noi vi ricordiamo ancora una volta che c'è possibile mostrarvi le immagini di questa riunione grazie alla nostra collaborazione ormai storica con Steve Sport, via Mercalli 2 a Cagliari, il riferimento per tutti gli appassionati del combat isolano, punto vendita autorizzato Leone. E ovviamente possiamo trasmettervi queste immagini anche grazie alla collaborazione degli sponsor della API di Tortolì, cui rappresentanti cercheremo di sentire nel corso di questa serata più avanti. Intanto inizia con uno scambio deciso la terza ripresa. Come detto, Bulla e Badawi ora devono darsi da fare
Bulla agisce ancora con il jab, poi entra con il destro, interessante anche il sinistro, poi in chiusura di questa combinazione a due braccia. L'angolo chiede l'1-2 veloce, non semplice portarlo, ma invece con la soluzione il gancio sinistro Bulla. Badawi pure lui ha provato a portare un sinistro che si è spento però sul guantone di Bulla. Bulla che ora fa valere con maggiore continuità le sue braccia rapide. Buone le sue combinazioni a due braccia, come detto molto rapida, attenzione però anche al destro di Badawi che non ci sta. Ha toccato ancora Bulla stavolta con un diretto destro. Terza ripresa direi decisamente più interessante rispetto alle precedenti due, altra combinazione buona da parte di Bulla. Siamo ormai agli sgoccioli del match. Badawi trova lui l'1-2, ma deve stare attento anche al destro di Bulla. Scambio molto duro in quest'ultima circostanza. L'angolo di Bulla chiede un'accelerazione in questo finale per riuscire a ottenere il verdetto favorevole dei giudici. Bulla prova a partire ancora con il gancio, bel diretto quindi di Badawi che fa calare il sipario sul match. Attenzione al pugile della Toma Box di San Sperate che ha combattuto tutto sommato un incontro interessante. Bulla torna all'angolo stremato, vedremo quale sarà il verdetto da parte dei giudici, mentre noi già vi ricordiamo che il prossimo incontro sarà quello tra Fabio Pinna della Accademia Pugilistica Sardegna e Massimo Barrago della sezione box dei Vigili del Fuoco. Ci sarebbe dovuto essere un altro incontro, quello tra Riccardo Tocco del Box Team Cappai e Leonardo Murgia, sempre della Toma Box di San Sperate, incontro che è però saltato proprio a ridosso, insomma, delle operazioni di peso. Allora si passerà direttamente a quello che originariamente era previsto come terzo incontro della serata. Attendiamo ancora l'arrivo dei pugili al centro del quadrato, dopodiché in favore di telecamera vi potremo mostrare il verdetto. Attenzione prego, diamo lettura ufficiale del verdetto, l'incontro è pari. Incontro pari tra Bulla e Badawi in questo primo match di serata, pugili che si sono assolutamente equivalsi nel corso delle prime due riprese. La terza è stata decisamente più interessante, ha provato a prendere l'iniziativa Bulla, ha risposto però con colpi interessanti pure Othman Badawi. Dunque verdetto di parità, quello che va a concludere questo primo incontro di serata. Noi ci fermiamo, ma poi tra poco saremo ancora qui per raccontarvi il secondo match, Fabio Pinna contro Massimo Barrago. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org. E allora, come detto, è tempo del secondo match qui sul ring allestito a Ulassai. Fabio Pinna all'angolo rosso, Accademia Pugilistica Sardegna. Per lui il suo avversario all'angolo blu è Massimo Barrago della sezione box dei Vigili del Fuoco. Stiamo parlando di atleti elite, seconda serie, la categoria è quella dei 63 kg e dunque match previsto sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. Arriviamo da un verdetto di parità, quello tra Massimo Bulla e Othman Badawi, nell'incontro che ha inaugurato questa serata in un suggestivo scenario, quello dei tacchi d'Ogliastra, davvero una bellissima cornice, degna cornice per questa manifestazione, come detto, a carattere interregionale, anche se i pugili, diciamo, che arrivano da oltre Tirreno, dobbiamo ancora vederli in azione.
Mentre vediamo le immagini dell'incontro, non so se posso andare a disturbare Massimo Bulla. Massimo, verdetto di parità, com'è andato? Se non sbaglio è il secondo verdetto di parità in 3 match per te, come hai visto? Hai provato a prendere molto l'iniziativa, soprattutto nel terzo round. Sì, esatto, secondo me ci stava il verdetto pari, avrei voluto dare di più, ero un po' bloccato. Prime 2 riprese con tanto studio, insomma, nella prima era lecito aspettarselo, nella seconda ci aspettavamo un po' più di azioni, un po' più di combinazioni. Ero davvero poco sicuro di me, di tirare i colpi e non riuscivo proprio a tirare bene i colpi e a toccarlo. Cosa c'è ora nel tuo futuro? Immagino vorrai mettere insieme quanti più incontri possibili per imparare, per migliorare, per superare anche queste piccole insicurezze, insomma. Sì, io vorrei tanto fare molti match, così divento sempre più bravo e avere un futuro magari nella box più avanti. Ti chiedo invece anche una battuta sul tuo passato in Thailandia, un passato molto particolare. Che percorso è stato il tuo? Immagino anche tanto sacrificio, tanti incontri da giovanissimo, ti sei tolto anche delle soddisfazioni. Raccontaci un po', perché insomma non è usuale un ragazzo della tua età che va a vivere un'avventura del genere. Sì, siamo partiti quando io avevo 11 anni, ho vissuto lì 2 anni. All'inizio è stata davvero molto dura, mi alzavo alle 5 del mattino, andavo a correre 5-10 km ogni giorno, poi l'allenamento di sera durava 3-4 ore, ho fatto molti match quasi ogni mese, sono arrivato a farne uno ogni settimana, a fare 4 match in un mese. Purtroppo non ho potuto continuare questo bellissimo percorso lì in Thailandia, mi sarebbe piaciuto molto. Grazie mille Massimo, in bocca al lupo per il tuo futuro, mentre se possiamo disturbarlo vado a raggiungere anche il maestro di Massimo, Fabrizio Cappai. Un commento intanto sull'incontro di Massimo, verdetto di parità. Lui ci ha detto insomma che non è particolarmente soddisfatto di ciò che ha fatto, soprattutto nelle prime 2 riprese, un po' troppo bloccato. Sì, un po' bloccato, però dai, diciamo che questo è il suo quarto incontro, diciamo che viene dalla Thai box. La Thai box si sa che non è pugilato, è diverso, l'approccio al pugilato è tutto diverso, però lui lo sta affrontando bene, diciamo ha fatto delle cose belline, qualcuna non tanto, però altre ha fatto delle azioni anche belline, però teniamoci che lui, questo è il quarto match suo, avrà tutto da crescere. Come procede l'attività del box team Cappai? Vi vediamo spesso, insomma, in ogni riunione conosciamo Patrick, conosciamo i vostri atleti, diciamo, principali, però ce ne sono tanti, insomma, che state sfornando. Sì, adesso abbiamo iniziato da un mese a questa parte a riprendere un po' l'attività, perché mi trovavo fuori, seguivo la nazionale, ero con ragazzi della nazionale e i ragazzi in palestra erano un po', diciamo così. Ora mi sono ripreso in mano la società, adesso ho sfornato tanti ragazzini, adesso li portiamo avanti e speriamo bene per il futuro e per i campionati regionali. L'ultimo incontro di questa serata vedrà Patrick Cappai di fronte ad Amin Bilal, pugile che arriva dall'Emilia Romagna. Cosa ti aspetti per questo incontro? Mi aspetto che sia un bel incontro. Patrick sta facendo un percorso che ha ripreso a combattere circa neanche 20 giorni fa. In 20 giorni lui ha fatto già due match, questo è il terzo che fa, per ambire poi a un futuro con la nazionale. Parliamo anche di Manuel, 2020, anno direi importante per lui. 2020 lui ha, diciamo, adesso già nel 2020 hanno le qualificazioni a gennaio, le prime qualificazioni europee, e lì dovrebbe centrare, diciamo, quell'obiettivo di potersi qualificare.
sta riprendendo la forma che aveva perso, diciamo, tempo addietro. Oggi lui si sta rimettendo, diciamo, in moto, diciamo, rispolverando le sue doti e speriamo bene. Per concludere questa piccola intervista ti chiedo una battuta da ex professionista anche sul movimento dei pugili professionisti sardi. In questo momento c'è qualche pugile in vista, qualche gloria che, diciamo, è tramontato, sta tramontando come Toreritu, come la vedi in generale? Vabbè, so che Toreritu ha, diciamo, avrà lasciato l'attività, ha intrapreso l'attività da insegnante, sta sfornando dei ragazzini, diciamo, bellini, e abbiamo dei ragazzi nuovi professionisti che sanno, diciamo, il futuro in Sardegna. Speriamo che diciamo, il nostro collaborazione, credo che la nostra collaborazione tra tutte le società sarde serva per dare diciamo, un lustro a noi della Sardegna. Il DNA del pugilato non è sparito dai sardi, insomma, da una generazione all'altra. I sardi hanno sempre questa indole. Diciamo, stiamo ritornando, diciamo, a vecchi periodi. Questa è un'annata dove adesso sono passati già un bel po' di pugili professionisti, ragazzi interessanti a livello italiano. Poi in futuro sarà anche a livello europeo e mondiale. Io spero che la nostra sia un'apertura, un palco che dia, diciamo, una scenatura per tutti i pugili sardi. Grazie mille al maestro Fabrizio Cappai, noi torniamo a raccontarvi ciò che sta succedendo sul quadrato. Terminata anche la seconda ripresa del match tra Fabio Pinna e Massimo Barrago. Abbiamo fatto un po' il punto con Massimo Bulla, molto, direi, deluso dalla sua prestazione, comunque quantomeno nella terza ripresa direi assolutamente non da buttare, da rivedere magari soprattutto il secondo round. Abbiamo fatto il punto con il maestro Fabrizio Cappai, ci sarebbe piaciuto intercettare anche Manuel Cappai che però si è allontanato al momento, vedremo se ci sarà modo di sentirlo più avanti. Intanto fuori i secondi, allora siamo pronti a tuffarci nella terza e ultima ripresa tra Fabio Pinna e Massimo Barrago. Ricordiamo Pinna all'angolo rosso e Barrago all'angolo blu. Secondo match di serata, 8 quelli in programma. Si concluderà questa manifestazione proprio con Patrick Cappai sul ring, come detto impegnato contro il pugile Emiliano Amin Bilal. Bel gancio sinistro in precedenza da parte di Barrago, colpi abbastanza duri che vanno a inaugurare questa terza ripresa. Il jab arriva a destinazione, poi anche il gancio destro. Bella questa azione da parte di Fabio Pinna, insistita, azione che trova l'approvazione anche del maestro Paolo Carta all'angolo. Lavora tanto con il jab Pinna e Barrago è sembrato e sembra tuttora, direi, abbastanza in difficoltà, leggermente segnato dai colpi del suo avversario, ma soprattutto ci pare stanco. Vedete, insomma, gambe ferme, atteggiamento un po' passivo per il pugile. I Vigili del Fuoco, gruppo sportivo Vigili del Fuoco, ovviamente. Intanto attenzione ancora al destro, sempre più passiva l'azione di Barrago, sempre più in difficoltà. Terza ripresa che è stata fin qui dominata, direi, da Fabio Pinna della AP Sardegna. È arrivato anche un bel destro al corpo da parte di Pinna, sfugge via qui Barrago, poi non riesce a trovare la misura con il sinistro. Incontro che è nelle mani di Pinna, prova ancora il gancio sinistro, travolto dalla fatica Barrago, ormai fatica tantissimo. È arrivato anche un altro sinistro a destinazione, pulito da parte di Pinna, pure lui stanco, ma sta gestendo senz'altro meglio il momento. Parte con il sinistro, ora ritrova un po' di verve Barrago, parte anche con il gancio destro, sfuriata d'orgoglio. Lavora pure lui col jab, si muove meglio sul tronco a schivare i colpi di Pinna. Come detto, la stanchezza è di entrambi, non solo di Barrago, che però ha avuto un approccio alla terza ripresa abbastanza difficoltoso. Ora
come detto, ci ha fatto vedere qualcosa in più. Terminata la terza e ultima ripresa, l'abbraccio tra Fabio Pin e Massimo Barrago. Tra poco il verdetto, terza ripresa. Mi sentirei di assegnare senza ombra di dubbio a Fabio Pinna dell'Accademia Pugilistica Sardegna. Ricordiamo nell'attesa il prossimo incontro, il terzo, Ian Arzu, proprio della box Tortolì, se la vedrà con il pugile lombardo Mulas, primo incontro interregionale della serata. Intanto siamo pronti per il verdetto. L'incontro è pari. Incontro pari, non è bastata dunque a Pinna questa ottima terza ripresa. Le precedenti due probabilmente non in parte, anzi sicuramente in parte, soltanto in parte avevano fatto pendere l'ago nella bilancia dalla parte di Barrago. E allora verdetto pari per i primi due incontri di questa serata. Noi ci fermiamo di nuovo. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Siamo tornati sul ring di Ulassai per il terzo incontro di serata. Il pugile di casa Ian Arzu all'angolo rosso, Accademia Pugilistica Tortoli all'angolo blu, c'è invece Christian Mulas della box Segrate, primo incontro interregionale di questa serata, il primo che vede protagonista anche un pugile dell'Ogliastra. Come detto, Ian Arzu, anche le sue gesta vi abbiamo raccontato nelle ultime riunioni che abbiamo offerto in diretta in differita streaming. Incontro valido per la categoria junior, 56 kg la divisione di peso, 3 round da 3 minuti ciascuno. Arzu contro Mulas. Tocca Mulas due volte con questa combinazione, va al corpo e al volto, pioggia di colpi rapidissimi per Mulas, scomposta però la sua azione con il richiamo da parte dell'arbitro. Ora è il pugile di casa a prendere l'iniziativa. Attenzione al destro di Mulas che si spiana la strada con dei colpi al corpo, i montanti, e poi va subito al volto. Finta e poi prova ad entrare con il destro, sempre il pugile della box Segrate. Termina la prima ripresa. A carattere interregionale si può definire un derby sardo perché Mulas è di chiarissime origini sarde. Mentre lo speaker ci ricorda
era evidentissimo, insomma, il fatto che Mulas abbia delle origini sarde. Christian Mulas della Box Segrete, accompagnato all'angolo peraltro dal maestro Luca Mulas, evidentemente c'è anche un legame di parentela tra i due, incontro interregionale un po' sui generis, diciamo, quello che apre questa serie di match che poi vedrà protagonisti anche dei pugili siciliani, in particolare nel quarto match Stefano Lai della AP Sardegna affronterà Christian Sollima della Little Club, palestra attiva in quel di Palermo. Poi ci sarà anche Domenico Reina, pure lui siciliano, quindi due pugili emiliani, Alessandro Rossetti, Amin Bilal. Questo il quadro, mentre è iniziato il secondo round tra Arzu e Mulas, direi equilibrato il primo round, con probabilmente una prevalenza da parte di Mulas, che ha portato un paio di combinazioni piuttosto interessanti, braccia che sembrano fino a questo momento un po' più rapide rispetto a quelle del suo avversario. Mantiene il centro del quadrato. Mulas, meglio, lo ha fatto in precedenza, cercando ancora lui di toccare per primo. Due verdetti di parità fin qui, pari tra Massimo Bulla e Othman Badawi, pari anche tra Fabio Pinna e Massimo Barrago. Stavolta lavora bene con il sinistro. Arzu ha bisogno di un po' di continuità, deve un po' sbloccarsi, entrare meglio nel match con un pizzico in più di convinzione magari. Ha provato ad agire con il gancio sinistro dal canto proprio. Mulas entra ora anche con il diretto destro, deve stare attento a Arzu, che sembra in possesso di colpi interessanti. Christian Mulas della Box Segrate. Richiamo che ora ha a che fare con il posizionamento, diciamo, della testa di Jan Arzu. È terminata anche la seconda ripresa, match non semplice per il pugile sardo. Mulas invece sembra un po' più sciolto, insomma, nella sua azione. Vedremo se i giudici confermeranno poi più avanti quelle che sono le nostre sensazioni. C'è ancora una ripresa da combattere, dunque i destini del match possono essere ribaltati da un momento all'altro. Cercheremo, come detto, il prima possibile di raccogliere un po' di voci anche per quanto concerne l'Accademia Pugilistica Tortolì, che organizza questa bella serata a Ulassai con la collaborazione della Pro Loco e anche con la collaborazione ovviamente della Polisportiva Ulassai. Buona cornice di pubblico quassù sui tacchi d'Ogliastra. A quest'ora del giorno inizia a calare anche la temperatura, dunque c'è un bel fresco, clima ideale per godersi una bella serata di pugilato. Intanto inizia la terza e ultima ripresa, attendiamo un round interessante da parte di Arzu, un round combattuto con grinta, con intensità. Vediamo un po' come si sviluppa. Attenzione al gancio destro di Mulas, anche in questo caso ha provato a sfruttare il suo allungo per centrare il bersaglio. Prima il destro, poi il sinistro, ancora sinistro e destro per Mulas. Eh sì, confermiamo, insomma, braccia molto rapide, quelle del pugile della Box Segrate. Jan, buttalo fuori e usa e getta. Ora è Arzu ad andare a segno con il destro, ha cercato prima il corpo, poi l'azione al volto. Attenzione
poi anche al destro dalla corta distanza da parte di Mulas, altro buon gancio destro direi da parte del pugile lombardo. Arzu ora lo chiude all'angolo, prova a far partire una serie di montanti, respinto prontamente il suo assalto da Mulas. Sta per terminare anche il terzo round, manca ormai davvero poco. Pochi secondi ci separano dal suono della terza e ultima campana, ed eccola qui, terminato il match per soddisfazione all'angolo della AP Tortolì. Vedremo se il verdetto premierà il pugile di casa oppure il suo avversario Christian Mulas della box Segrate, mentre già a ridosso della scaletta praticamente si prepara Stefano Lai, che sarà protagonista del prossimo match, ricordiamo, contro Christian Sollima, avversario siciliano per lui. Selfie di rito anche per la box Segrate. E ora vediamo i due pugili al centro del quadrato, pronti per la lettura del verdetto. Due parità in precedenza, vedremo come sarà andata in questo caso. Attenzione, prego amici sportivi, diamo lettura ufficiale del verdetto. Vince ai punti Christian Mulas. Ma un applauso. Verdetto, a mio giudizio, corretto da parte dei giudici. Vittoria per Christian Mulas della box Segrate, che ha fatto di più, lo ha fatto con maggiore insistenza, ha mostrato una buona varietà di colpi, braccia più rapide rispetto a quelle del suo avversario Ian Arzu dell'Accademia Pugilistica di Tortolì. Hai un'idea e vorresti realizzare coperture e strutture in legno? Delogu Legnami crea il tuo progetto. Consegna in tutta l'isola. Delogu Legnami, da 25 anni leader nel settore. Il bello di poter creare con il legno. Info 070 35 10 350. Quarto incontro sul ring di Ulassai per l'Accademia Pugilistica Sardegna. C'è Stefano Lai, arriva dal Little Club di Palermo, invece Christian Sollima, incontro valido per la categoria Youth 65 kg. Questo match Lai lo conosciamo bene, siamo curiosi insomma di vedere all'opera anche il suo avversario Christian Sollima. Prime schermaglie dell'incontro. Prova ad aprire lo scambio sempre con il destro Sollima, tocca con il sinistro, deve fare attenzione Lai. Di fronte a sé senz'altro un avversario molto rapido, ma arriva una buona combinazione anche per il pugile sardo. In questo caso con dei colpi dritti, dei diretti, è riuscito a toccare in almeno due circostanze. Sollima ha atteggiamento molto combattivo. Incontro che si preannuncia interessante, attenzione anche al diretto destro di Stefano Lai. Mentre vedo passare nelle vicinanze il maestro della Segrate Box, non so se posso andare a disturbarlo, non c'è stata la possibilità in questo caso. Vedremo se
se riusciremo a recuperare più avanti. Chiedo a Massimo Fanni dell'Accademia Pugilistica Tortolì se posso andare a rubargli una battuta per raccontare un po' quella che è la vostra realtà, quanti numeri, quanti allievi avete nella vostra Accademia Pugilistica, e un commento anche sull'ultimo incontro, quello che abbiamo visto poco fa di Jan Arzu, che è stato battuto ai punti, però direi che ha combattuto tutto sommato un buon incontro. Sì, ti rispondo alla prima domanda. Niente, in palestra abbiamo al momento 3 pugili agonisti, di cui uno ha combattuto oggi e gli altri li stiamo preparando per le riunioni che si seguiranno a breve. E niente, per quanto riguarda il match, quello era più esperto, ha fatto una decina di match in più, poi ha fatto i campionati juniores, diciamo, è più avanti, diciamo, però colpi brutti non ne ha preso il nostro ragazzo, quindi se l'è cavata, però ha vinto bene il ragazzo. Assolutamente sì. Complimenti al vincitore. Quanto è difficile, se è difficile, fare pugilato in questa zona della Sardegna? I numeri non sono altissimi, c'è la concorrenza del calcio, c'è la concorrenza di tanti sport, però è sempre uno sport, una pratica che desta molto fascino anche tra i giovani. Qual è il momento, come la vivete? Desta molto fascino ai giovani, però a livello amatoriale. Quando vuoi fare il salto e passare dall'atleta agonista, lì cambia tutto il sistema di allenamento, quindi i sacrifici non puoi che non affrontarli. E poi paghiamo lo scotto che è niente, lo sport nazionale è il calcio, quindi ci dobbiamo convivere. Non c'è concorrenza. Bene o male a calcio riescono a giocare un po' tutti, qui è un po' diverso. Ci vuole carattere, ci vuole grinta, ci vogliono gli attributi. E non è semplice, assolutamente. Assolutamente sì. Chiedo una battuta anche sullo scenario, insomma, abbiamo visto tanti ragazzi, anche quelli che arrivano dalla Sardegna, a bocca aperta. Qui davvero una bellissima location per organizzare una serata pugilistica, se vogliamo una location anche inusuale, però tutti sono rimasti soddisfatti. Sì, è un bellissimo posto, poi siamo riusciti a organizzare anche in tempi brevi, quindi bisogna ringraziare la Proloco e l'associazione di Ulassai che ci ha dato una grossa mano. Per quanto riguarda i ragazzi che sono venuti là fuori, sono da ammirare, perché comunque è collaborativi, perché comunque vengono quasi a spese zero. Una volta che noi gli riconosciamo i rimborsi dei biglietti aerei, poi vengono per una miseria. È proprio la passione che li spinge ad andare oltre la loro casa, diciamo. Si è voluto organizzare una riunione a carattere interregionale, immagino anche per favorire delle occasioni di confronto. Si finisce tra pugili in Sardegna, magari delle stesse categorie, per sfidarsi sempre tra gli stessi. In questo modo invece si può favorire il confronto e la crescita. Esatto, sì, perché poi comunque ti devi, oltre all'attività regionale, devi andare a misurarti fuori quando comunque ti vedi costretto ad andare per fare i campionati regionali, i campionati italiani, quindi prima o poi ti devi abituare. Combattere sempre, perché siamo in pochi in Sardegna, quindi combattere sempre con gli stessi avversari non favorisce, insomma, una crescita tecnica, uno sviluppo. Grazie mille Massimo Fanni, molto gentile. Lo lasciamo seguire queste fasi del match. Ricordiamo Stefano Lai contro Sollima in questo momento sul quadrato. Abbiamo sentito anche la voce dell'Accademia Pugilistica di Tortolì che organizza questa riunione nel centro di Ulassai. Bella combinazione intanto di Sollima, guardia di Lai è chiusa. È terminata anche la seconda ripresa. Ci ha spiegato Massimo Fanni, insomma, quanto sia viva la voglia di sacrificio anche da parte dei pugili che arrivano da oltre Tirreno. Non si viene qui certo per i soldi, ma per
per confrontarsi, per abituarsi anche a combattere fuori casa, per trovare avversari diversi rispetto a quelli contro i quali si è soliti combattere. Anche la Sicilia, direi, ha dato tanto nella storia del pugilato in Italia e non solo. Fuori i secondi. Abbiamo visto un pugile lombardo, ma Lombardo, tra virgolette, ci sarebbe piaciuto con il maestro della box Segrate anche svelarvi insomma un po' questo arcano con Christian Mulas della box Segrate, appunto, che si è imposto in precedenza su Jan Arzu, pugile proprio di Tortolì, dell'Accademia Pugilistica Tortolì. Vedremo poi più avanti un altro pugile siciliano e 2 pugili provenienti dall'Emilia Romagna. Ci sarà in mezzo anche un incontro femminile con Lorena Selenu della AP Sardegna, che combatterà contro Giulia De Planu, anche lei del gruppo sportivo Vigili del Fuoco. Qui lei si scatena in questo inizio di terza ripresa, deve stare attento però al montante, al corpo da parte di Sollima. Pure lui ci è parso in possesso di colpi molto interessanti. Lavora con i montanti, lei deve stare attento. Un lavoro da corta distanza invece di Sollima. Inizia a farsi sentire anche la stanchezza sulle gambe di entrambi. Bello scambio qui con lei che riesce a toccare in maniera efficace. Scivola Sollima. Piccola interruzione, si riparte, sono le fasi ormai conclusive della terza ripresa. Lei prova a pungere, Sollima che si fida spesso e volentieri ai montanti, accorcia costantemente la distanza. Con la soluzione il gancio sinistro 2 volte Lai e poi anche il destro per il pugile della AP Sardegna. Prova a chiudere con il punto esclamativo, Sollima stremato, finisce qui l'incontro. Vedremo quale sarà il verdetto, chiusura con coraggio per Lai. Sollima, pugile molto interessante, comunque lo abbiamo visto soprattutto nelle prime fasi di questo match. Incontro questo numero 4 della serata, siamo a metà praticamente della nostra scaletta, sono 8 i match previsti in totale. Il prossimo match vedrà protagonista Marco Serrao della Palaistiche di Cagliari, pure per lui un avversario siciliano, Domenico Reina della Defense Club di Palermo. Amici sportivi, diamo lettura ufficiale del verdetto. All'angolo rosso vince ai punti. Vittoria ai punti per Stefano Lai dell'Accademia Pugilistica Sardegna, e questo il verdetto decisivo. Immagino anche una terza ripresa molto ben combattuta da parte dell'allievo del maestro Paolo Carta. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri.
Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. E siamo arrivati al quinto incontro di serata. All'angolo rosso per la Palaistiche di Cagliari c'è Marco Serrau. All'angolo blu invece Domenico Reina arriva dal Defense Club dalla Sicilia. Incontro youth, 65 kg, 3 riprese da 3 minuti in programma. Buonissimo il palmarès con cui arriva Serrau a questo incontro, 25 match all'attivo per lui, soltanto 2 sconfitte, un pari, per il resto solo vittorie per lui. Incontro che non inizia con una fase di studio come era stato invece in precedenza per tutti gli altri incontri che avevamo visto in questa serata a Ulassai. Ma si parte subito con colpi decisi, scambi molto interessanti. Pugile cagliaritano che prende il centro del ring e ora attende il varco giusto per poter scatenare la sua combinazione. Cerca di non dare troppi riferimenti. Reina. Avete visto, ha invitato all'azione il suo avversario Serrau e poi è partito soprattutto con il destro per cercare subito di incanalare il match sui binari lui più favorevoli. Piccola fase di stallo nel match, parte Serrau con il destro, stavolta senza riuscire a trovare il bersaglio in maniera pulita, ma è ancora lui a farsi preferire per quantità, qualità dei colpi proposti. Sinistro e destro, va a due braccia con tanta intensità. Reina un po' sorpreso da questi assalti improvvisi e molto decisi di Serrau. Buone doti difensive anche per Serrau, lo state vedendo. Sinistro chirurgico a segno ancora con il gancio, direi prevalenza da parte del pugile cagliaritano fin qui in questa prima ripresa. A tratti un po' sorpreso dall'aggressività del suo avversario Domenico Reina, pugile siciliano. Serrau 18enne ma già con buonissima esperienza. Abbiamo già parlato del suo palmarès che vede in maggioranza delle vittorie. I secondi. È la seconda ripresa.
Mentre inizia la seconda ripresa, noi vi ricordiamo anche che dopo la pausa estiva, insomma, Directa Sport ripartirà subito, fortissimo, tante le novità che ci attendono per la stagione sportiva 2019-2020. Alcune ve le stiamo già svelando sulla nostra pagina Facebook, Directa Sport Live TV, insomma, accordi di comunicazione con tante realtà sportive importanti nel panorama isolano. Un nuovo ingresso che ci ha fatto ovviamente enorme piacere, quello dell'Handball Athletic Club di Nuoro, tornato proprio in questa stagione nella massima divisione della pallamano femminile italiana, e poi tante altre realtà, insomma la Ferrini quarto nella Serie C Silver di basket maschile, il rinnovo della partnership con la Raimond Sassari che è impegnata nella A1 di pallamano maschile dopo la promozione ottenuta sul campo. Insomma tanto ci sarà sugli schermi di Directa Sport anche nel 2019-2020 e andremo avanti ovviamente anche a raccontarvi, a testimoniarvi sempre con maggiore passione tutto ciò che ha a che fare con il mondo degli sport da combattimento, grazie anche alla collaborazione con Steel Sport. Avete visto che intanto Serrao, insomma, continua a mantenere ben salde le mani su questo incontro, tante combinazioni, furore agonistico però sempre controllato da un punto di vista dell'impostazione stilistica per lui. Avanza timidamente con questo sinistro Reina, ma sembra un po' fuori dal match fino a questo momento. È arrivato un altro sinistro a destinazione per Marco Serrao, che direi ha portato senza ombra di dubbio i colpi migliori anche questa seconda ripresa. Sinistro ancora per Serrao, qui chiude la guardia molto bene, evitando i diretti peraltro ancora un po' blandi da parte di Reina. Finisce pure il secondo round, anche questo a mio giudizio da assegnare senza ombra di dubbio a Marco Serrao, il pugile cagliaritano che fin qui ha combattuto un buonissimo incontro. Domenico Reina ci pare ancora abbastanza avulso dal match, un po' scarico, un po' sonnolento. Vediamo se insomma riesce a rifarsi nel terzo round. Tutto può cambiare nel giro di un istante nella box. Abbiamo visto insomma tanti incontri cambiare improvvisamente direzione, incontri che sembravano destinati a un verdetto pressoché scontato, mentre vediamo già l'appuntamento anche per il prossimo match. Lorena Selenu della AP Sardegna se la vedrà con Giulia De Planu del gruppo sportivo Vigili del Fuoco in quello che è il sesto incontro di serata sugli 8 totali. A quel punto ne mancheranno altri due, Fabio Crobeddu, anche lui per l'AP Sardegna, contro Alessandro Rossetti, e quindi chiuderà Patrick Cappai contro Amin Bilal. Terza e ultima ripresa, il diretto destro stavolta un po' insidioso da parte di Reina, che immaginiamo cercherà anche un po' con l'orgoglio di portare qualche colpo che possa permettergli di guadagnare il favore dei giudici. Non facile, perché le prime due riprese, ripeto, sono a mio giudizio state dominate da Serrao. Ancora Serrao, colpi
duri per lui. Avete visto in precedenza Reina che portava il jab sempre blando, insomma, nella sua azione. È partito invece deciso. Serrao si affida spesso anche al montante, poi schiva spostandosi prontamente all'indietro. Sottolineiamo ancora una volta le sue buonissime doti difensive. Esaltante queste sue doti dai colpi non certo fulminei di Reina. Qui manca il bersaglio, rischia di sbilanciarsi leggermente, ma poi è bravo subito a recuperare la posizione. Serrao a controllare il tentativo di offensiva, peraltro per nulla pungente da parte di Reina. Poi può limitarsi ad amministrare, direi, questo finale di incontro. Il pugile della Palaistiche, l'angolo rosso, regna un clima di grande serenità. La superiorità del pugile cagliaritano è stata manifesta. Entra un altro bel gancio destro intanto per Serrao, tocca poi anche col sinistro in maniera non totalmente pulita. Attenzione al diretto e poi questo corpo a corpo. Ultimi 10 secondi del match terminato in questo istante. Non dovrebbero esserci, direi, delle sorprese circa l'assegnazione del verdetto, che vedrà vincitore Marco Serrao della Palaistiche su Domenico Reina, ricordiamo del Defense Club, altro atleta arrivato dalla Sicilia. Suo compagno di viaggio in questa avventura sarda, Cristian Sollima, in precedenza pur perdendo contro Stefano Lai è stato un po' più presente forse nel match, un po' più attivo. Avrà modo di rifarsi Reina. Intanto siamo pronti per la lettura del verdetto. Attenzione, prego amici sportivi, diamo lettura ufficiale del verdetto. Vince all'angolo rosso Marco Serrao. Vittoria meritata, netta per Marco Serrao della Palaistiche su Domenico Reina del Defense Club. Va così in archivio anche il quinto incontro della serata. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G. Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede. Attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. La box femminile ora protagonista sul quadrato di Ulassai, all'angolo rosso Lorena Selenu per la Accademia Pugilistica Sardegna, all'angolo blu Giulia De Planu per il gruppo sportivo Vigili del Fuoco. Si tratta di due atlete elite categoria 58 kg, 3 riprese da 3 minuti in programma per questo unico match in rosa della serata. Selenu contro De Planu, a seguire Crobeddu contro Rossetti.
E poi chiuderà il quadro Patrick Cappai, atleta pure lui, insomma, che non ha bisogno di grandi presentazioni, già a lungo nel giro delle nazionali giovanili. Il suo avversario si chiama Amin Bilal. Avanza De Planu, a vuoto il tentativo con il sinistro invece di Selenu. Più intraprendente finora forse atleta del gruppo sportivo Vigili del Fuoco. Destro qui ben portato invece da Selenu. Attenzione anche al suo sinistro, non particolarmente potente, però ha toccato Lorena Selenu. Anche le sue gesta, abbiamo raccontato più e più volte sugli schermi di Directa Sport, sta un po' prendendo il ritmo dell'incontro. Avete visto ancora agire bene in precedenza con il gancio sinistro, si affida prevalentemente a colpi dritti. Dall'altra parte De Planu, dei diretti in conclusione di prima ripresa. Noi ancora una volta vi ricordiamo che ci è possibile mostrarvi le immagini di questa riunione grazie alla nostra consolidata collaborazione con Steve Sport. Punto vendita autorizzato Leone, via Mercalli 2 a Cagliari. Poi ovviamente anche l'Accademia Pugilistica Tortolì ha voluto il sostegno dei suoi sponsor, ha voluto che le immagini di questa serata venissero diffuse il più possibile, scegliendo il nostro canale di comunicazione da anni ormai al servizio dello sport sardo. Mentre inizia la seconda ripresa. Due atlete con un bagaglio tecnico interessante, sono equivalse secondo me nel corso del primo round. Qui è De Planu che avanza e porta una combinazione un destro e sinistro che però non scalfisce. Selenu resta in controllo, tocca per prima l'atleta dell'Api Sardegna, e vedete ancora una serie di diretti più ficcanti in questo caso per Giulia De Planu. Molto rapida col sinistro e ancora una scarica di diretti invece dall'altra parte per De Planu. Incontro due atlete che sembrano equivalersi, sottolineo ancora una volta, incontro godibile, buoni ritmi fin qui.
Sinistro qui, forse il miglior colpo fin qui dell'incontro lo ha portato Lorena Selenu. Gancio sinistro pulito, è arrivato a destinazione. Replica De Planu affidandosi al diretto, come sempre è successo nel corso di questo incontro. Prende l'iniziativa spesso e volentieri per prima De Planu. Chiede la combinazione a due braccia, l'angolo rosso, quello del maestro Paolo Carta. Non è sempre semplice, vedete, altra combinazione a due braccia con i diretti sempre per De Planu. Ormai pochi secondi ci separano al termine del secondo round. Incontro che continua a essere equilibrato. Tutte e due le atlete stanno mettendo in mostra un buon repertorio di colpi interessanti. Difficile stabilire una preferenza, insomma, fino a questo momento. Vedremo se la terza ripresa servirà un po' a scombussolare i piani, tra virgolette. Mentre sottolineiamo anche la buona affluenza di pubblico qui a Ulassai, nel cuore dell'Ogliastra. E la terza ed ultima ripresa. È iniziata la terza e ultima ripresa. Tocca spesso e volentieri per prima De Planu. Ha avuto l'indubbio merito di avanzare con maggiore costanza in questo incontro. Selenu però ha portato tanti colpi buoni, l'ha fatto anche qualche istante fa con il destro. Ognuna delle due, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, sta provando a sfruttare le sue armi. Gancio sinistro per Lorena Selenu. Il gancio senz'altro è stato il suo colpo prediletto in questo match a fronte dei diretti portati da De Planu. C'è molta concitazione all'angolo, vedete il maestro Paolo Carta segue in maniera molto concentrata queste ultime fasi del match. Lorena Selenu che va a caccia di un'altra vittoria in un match non semplice per lei, un match duro questo. È una buonissima avversaria, Giulia De Planu del gruppo sportivo Vigili del Fuoco. Sinistro di Selenu, buon diretto, ha trovato
la mascella di De Planu. Terminato qui il match tra Selenu e De Planu, bell'incontro. Attendiamo la lettura del verdetto, qui insomma non ci sbilanciamo più di tanto. Mentre è già pronto il prossimo guerriero della AP Sardegna, si tratta di Fabio Crobeddu. Attenzione, prego amici sportivi, diamo lettura ufficiale del verdetto, l'incontro è pari. Verdetto giusto. Il terzo di parità in questa serata, dunque pari tra Lorena Selenu e Giulia De Planu nel sesto match di serata. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Antonello Manogno di Sassari e la... Penultimo incontro di serata all'angolo rosso, Fabio Crobeddu per la Accademia Pugilistica Sardegna. Come preannunciato, il suo avversario all'angolo blu si chiama Alessandro Rossetti, arriva dall'Emilia Romagna, dalla società Salus et Virtus di Piacenza. Si tratta di due atleti junior, divisione 50 kg, 3 riprese da 2 minuti ciascuna per questo incontro. Dai Fabio! Dai Fabio, dai! È la prima ripresa. È iniziata la prima ripresa tra Crobeddu e Rossetti. Ripiloghiamo un po' quanto successo finora, pari tra Bulla e Badawi nell'incontro inaugurale, pari anche tra Pinna e Barrago, quindi la vittoria di Mulas su Arzu, vittoria di Lai su Sollima, quella di Serrao su Reina e poi il nuovo pari, il terzo fin qui su 7 incontri tra Selenu e De Planu. Vedremo come andrà tra Crobeddu e Rossetti. Dai Fabio! Fabio da sotto a sopra quando finisce. Dai Fabio! Prova a fare l'incontro Crobeddu fin qui. Direi che questa è già una prima indicazione che possiamo trarre, questo incontro che è ancora nelle sue fasi assolutamente iniziali.
Terminata la prima ripresa, non abbiamo visto tantissimo, ma vi facciamo presente che la regione Emilia-Romagna ha dato all'Italia tanta gloria con i cammini abbiamo del visto mondo. insomma un Valerio Crobedu molto Raggi, determinato nel voler fare l'incontro. e Maurizio Stecca. Salus et Virtus Piacenza, la società di appartenenza di Alessandro Rossetti, così come quella di Amin Bilal, che vedremo più avanti contro Patrick Cappai, l'incontro conclusivo di questa bella serata pugilistica in quel di Ulassai, organizzata dalla Accademia Pugilistica Tortoli con il sostegno della Proloco di Ulassai e della polisportiva locale. E la seconda ripresa. Ho fatto l'occhiolino. Ascolti, non mi dice che sì, va bene. Se lo dietro ma cosa da Due colpi in rapida successione qui per Crobedu, entrambi con il destro, prima al corpo poi al volto. Serie di montanti al corpo, sinistro, destro, due volte. Potenza notevole anche per Crobedu, molto deciso nella sua azione, anche se avanza in maniera pericolosa a giudizio dell'arbitro con la testa. Comunque altra sfuriata per Crobedu, continua a fare le cose direi migliori in questo incontro. Ancora stiamo aspettando un guizzo da parte di Rossetti. Vai Fabio, 10, dai! Terminato anche il secondo round, confermiamo quanto detto in precedenza, anzi rafforziamo il concetto, cioè Crobedu che conduce l'incontro, porta i colpi migliori. Rossetti prova ad agire in qualche circostanza di rimessa, ma fin qui non si è segnalato insomma per azioni particolarmente convincenti. Quindi entrambe le prime due riprese appannaggio del pugile al maestro Carta. Immaginiamo, anzi siamo certi non andrà ad abbassare l'intensità della sua azione nel corso della terza ripresa. Un'azione anche maestro della Salus et Virtus Box di Piacenza. Vediamo in azione non per la prima volta in Sardegna, peraltro in questi mesi. Terza e ultima ripresa, Crobedu gode già di un buon vantaggio, ma deve evitare distrazioni, deve cercare se possibile di rendere ancora più ampio questo margine, che lo vede fin qui favorito su Rossetti. Montanti decisi al corpo, poi al volto. Rossetti non trova la misura con il destro. Anche Crobedu in quest'ultimo caso ha avuto modo di mostrare le sue doti difensive.
Cerca il rush finale, l'accelerazione conclusiva Crobedu per coronare un incontro molto ben combattuto. È terminato qui il match e anche in questa circostanza immagino non ci saranno discussioni sull'assegnazione del verdetto. Già esulta con il pugno chiuso Fabio Crobedu, ne ha ben donde perché ha combattuto un buonissimo incontro, andrà ad aggiungere un altro successo importante al suo palmarès. Il pugile guidato all'angolo dal maestro Paolo Carta, mentre già si prepara Patrick Cappai con il fratello Manuel, con suo padre nonché maestro Fabrizio Cappai, che già abbiamo sentito dal nostro microfono nelle fasi iniziali, insomma, di questa serata. Cappai che cerca un match di spessore che possa prepararlo al meglio, insomma, in vista dei prossimi importanti appuntamenti. La vittoria per Fabio Crobedu, non poteva essere altrimenti. La differenza in termini di intensità e credo anche di impostazione tecnica tra i due pugili è stata assolutamente evidente. Vittoria per Crobedu dunque su Alessandro Rossetti. Quando scegli per cosa combattere, non conta chi sei, non importa da dove vieni, l'unica ragione è andare fino in fondo. Lotta per ottenere quello che vuoi, non ascoltare le voci degli altri, perché nessuna sofferenza potrà mai spezzarti. Supera i tuoi limiti e incontrerai te stesso. Salta, corri, colpisci, fallo e rifallo ancora. Credi sia abbastanza? Fanne un'altra. Ogni viaggio comincia con il primo passo. La vittoria nasconde una sola verità. Tu sei l'unico avversario. Supera te stesso. Vinci la tua battaglia. 56. Ultimo match di serata sul ring di Ulassai. Patrick Cappai per il box team. Cappai affronta sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti Amin Bilal, pugile della Salus et Virtus Box di Piacenza. Si tratta di 2 atleti elite prima serie. Ci attendiamo un Patrick Cappai brillante, come detto, in preparazione a prossimi importanti appuntamenti che lo vedranno protagonista. È già iniziata la prima ripresa. Differenza abbastanza evidente, almeno da questa posizione, in termini di altezza per Cappai, che potrà cercare di sfruttare un maggiore allungo. Cappai studia fin qui, Bilal accorto, ovviamente conosce la forza del suo avversario, vuole il più possibile evitare di favorire una sua azione decisa. Parte con questo gancio destro da lunga distanza, controlla Cappai però l'azione del suo avversario.
numerosi successi di Patrick Cappai in ambito nazionale soprattutto, ma anche a livello internazionale. Totalmente fuori misura in questo caso il gancio destro di Amin Bilal. Come sempre molto elegante l'azione pugilistica di Patrick Cappai, prova a pungere con il sinistro 2 volte, parte anche con il montante, trova però la guardia chiusa di Amin Bilal. Altro montante al corpo deciso di Cappai. Vuole far sua la prima ripresa. Attenzione al sinistro caricato qui da Amin Bilal, colpo che non è arrivato a destinazione ma che poteva essere insidioso. Terminata la prima ripresa e Cappai a fare l'incontro, a mostrare fin qui le cose più interessanti. Incontro che però ancora non ha detto tantissimo. Aspettiamo di vedere qualcosa in più nel secondo round. Come detto, tanto arriverà sugli schermi di Directa Sport e noi siamo già in grado di darvi un appuntamento nel mese di agosto, pochi giorni dopo Ferragosto. Saremo a Sassari, a Palasantoru, per raccontarvi in diretta un importante torneo di preparazione a carattere internazionale organizzato dalla Raimond Sassari, in preparazione, in previsione del prossimo campionato di Serie A1 di pallamano. E poi a margine ci sarà non solo la conferenza stampa di presentazione, ma soprattutto la presentazione della Raimond, che difenderà la nobile tradizione sassarese nella pallamano nella stagione 2019-2020. Dunque abbiamo già fissato un primo appuntamento. Gli schermi di Directa Sport torneranno poi gli sport paralimpici. Ci sarà un importante appuntamento con il nuoto paralimpico in quel di settembre al Geovillage di Olbia, altro appuntamento con la boccia paralimpica sempre al Geovillage. Insomma, per restare sempre aggiornati sui nostri programmi vi invitiamo a consultare la pagina Facebook Directa Sport Live TV e il nostro sito directasport.it. Montante di Cappai da corta distanza, 2 volte il destro qui da corta distanza, sempre su Amin Bilal. Buoni colpi, deve stare attento però. Avete visto il gancio sinistro di Amin Bilal, che non è pugile da sottovalutare, punge ancora invece con il diretto sinistro Cappai. Proviamo a farvi sentire anche un po' l'angolo. Vedi il sinistro sotto. Scusa, quel destro è il sinistro sotto. La voce che avete sentito poco fa è quella del maestro Fabrizio Cappai. Chiude l'uso anche del destro con maggiore costanza da parte di Patrick. Due volte con il destro, poi forte con il gancio sinistro.
È sempre Cappai a fare l'incontro, questo ormai è chiarissimo. Siamo ormai al tramonto anche della seconda ripresa. Finisce la seconda ripresa, anche qui insomma confermiamo quanto detto al termine della prima. Cappai fa l'incontro, porta i colpi migliori e mantiene tutto sommato il controllo sul match. Non male Bilal, a mio giudizio pugile interessante, ma non ha fatto abbastanza insomma finora per lasciarsi preferire i giudici rispetto a Patrick Cappai. Vedremo come andrà, c'è margine ovviamente per cambiare l'incontro, le sorti del match nella terza e ultima ripresa. È la terza e ultima ripresa non solo di questo match ma dell'intera manifestazione pugilistica a carattere interregionale organizzata dalla AP Tortoli in collaborazione con la Proloco di Ulassai e con la Polisportiva sempre di Ulassai. Una bella manifestazione che ci ha regalato tanti match molto interessanti, sono stati 8 compreso questo. Ricordiamo il pari tra Bulla e Badawi, il pari anche tra Pinna e Barrago, il successo di Christian Mulas su Jan Arzu, quello di Stefano Lai su Christian Sollima, ancora quello di Marco Serrao su Domenico Reina, il pari tra Lorena Selenu e Giulia De Plano nell'unico incontro al femminile di questa manifestazione, poi ancora una vittoria limpida, netta di Fabio Crobeddu su Alessandro Rossetti. Ora siamo in attesa del verdetto di questo incontro. Cappai che si è aggiudicato le prime 2 riprese, deve completare l'opera per portare a casa un altro successo. Per lui gli appuntamenti importanti insomma arriveranno nei prossimi mesi, ma bisogna di arrivarci nella miglior forma possibile. Per questo sta combattendo con buona continuità, lo vediamo molto spesso impegnato nelle riunioni che abbiamo avuto modo di raccontarvi anche su Directa Sport. Serie di montanti al corpo, poi il destro senza far male però per il pugile emiliano Amin Bilal, pugile con denti origini nordafricane. Portacolori della Salus et Virtus Box di Piacenza. Sa evidentemente di dover recuperare qualcosa nel cartellino dei giudici, allora tenta qualche sortita in più. Cappai però continua a mostrare una sostanziale superiorità sul suo avversario. Due montanti al corpo, poi un tentativo di montante totalmente sballato per Amin Bilal. Cappai controlla senza faticare, accorcia la distanza, si abbassa sul tronco e cerca pure lui di agire in questo modo, ma combatte abbastanza sul velluto il pugile Box Team Cappai, palestra attiva da tanti anni, quel di Quartu Sant'Elena. 10 secondi al termine del match. Parso in buona forma Cappai a giudicare insomma dalla prestazione in questo incontro che andrà ad aggiudicarsi. Ora si gode anche l'applauso del pubblico di Ulassai. Patrick Cappai, bel match, il suo in controllo senza forzare eccessivamente,
ha mostrato in maniera quasi elegante la sua superiorità pugilistica assolutamente evidente su Amin Bilal, pugile della Salus et Virtus Box. Non male sto ragazzo, ma non ha fatto abbastanza per mettere in seria difficoltà Patrick Cappai. Tra poco la proclamazione ufficiale del verdetto. Attenzione, prego amici sportivi, diamo lettura ufficiale di questo verdetto a conclusione di questa magnifica riunione pugilistica. All'angolo rosso vince Patrick Cappai. Verdetto che premia Patrick Cappai, verdetto accettato, non poteva essere altrimenti, insomma, anche da Amin Bilal. Termina con queste belle immagini. Allora la manifestazione pugilistica a carattere interregionale organizzata dalla API Tortoli, una bella serata di box con protagonisti pugili sardi, ma non solo, anche pugili protagonisti provenienti dalla Lombardia, dalla Sicilia, dall'Emilia Romagna. A me a questo punto non resta altro che ringraziare Andrea Farris per le immagini e per la collaborazione tecnica. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di giornata sempre con i programmi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.